Torniamo in diretta all'alluvione Veneto, ormai davvero così si può definire, visti gli effetti devastanti di quello che è successo nella nostra regione. La pesantissima ondata di maltempo, è tornata la pioggia in questi minuti, si sta attendendo la piena del Piave a Negrisia, dove adesso si collega la nostra Marta Marangon, ma insomma a San Donà di Piave, Eraclea, a Jesolo, insomma c'è un po' di preoccupazione ovviamente per quell'area. Tra poco vi mostriamo altri video, vi faccio solo sentire una notizia che riguarda Agordo, dove sapete ci sono state grandi difficoltà e il governatore Luca Zaia ha avvertito come per l'ospedale si sia intervenuti fortunatamente con la rimozione dei detriti che rendevano impossibile l'approvvigionamento di ulteriore gasolio all'ospedale, che sta lavorando con i gruppi di continuità. L'intervento di una potente pala meccanica ha aperto la strada a un'autobotte carica di gasolio, rimuovendo ostacoli e detriti presenti lungo la strada regionale Gordina, e ha consentito di mantenere in piena attività l'ospedale di Agordo. È fondamentale questa notizia. La struttura sanitaria, rimasta priva di energia elettrica, aveva attivato i propri gruppi elettrogeni funzionanti a gasolio, ma a causa delle difficoltà varie non riusciva a essere raggiunta dai necessari rifornimenti e rischiava di dover sospendere l'attività. Immaginate, lo comunica l'unità di crisi regionale che sta monitorando l'andamento del maltempo che ha colpito il Veneto e le sue conseguenze. Questo lo rende noto il governatore Luca Zaia. Informazioni per l'Enel, la luce no, purtroppo lo hanno detto anche durante la conferenza stampa, ci stanno lavorando, abbiamo letto anche i comunicati di Terna, attualmente 122.000 utenze sono ancora staccate nella nostra regione. Marta, allora se mi senti veniamo subito da te, sei a Negrisia, prego. Sì, Ferdinando, ti sento. Sì, ciao, eccoci nuovamente in diretta dall'argine del Piave. Ci siamo spostati in paese, siamo a Negrisia di Ponte di Piave, all'interno dell'ex cinema che è stato trasformato in un centro d'accoglienza per gli sfollati. Qui con me c'è Don Gianni Biasio, che ha come dire, messo a disposizione, no, questa sala, e sta cercando di dare una mano. Attualmente non ci sono molte persone, alcuni si sono allontanati, ma qui tra stanotte e oggi a pranzo eravate davvero in parecchi. Sì, questa notte eravamo, perché io mi sono formato volontariamente qui con loro, in quanto vivo a Cimadolmo, ci siamo fermati in 20 persone, a pranzo eravamo in 40 oggi. Forse, probabilmente questa sera si aggiungeranno altri, perché questa notte alcuni hanno preferito passare la notte in macchina, quindi adesso vedremo come si evolverà un po' la situazione. Ecco, come sta vivendo questa gente questa situazione? Perché siamo in un paese, diciamo, che in un certo senso è abituato a convivere con il fiume Piave, però un'emergenza come quella che si sta vivendo in queste ore non si vedeva dal 66 praticamente. Chi ha vissuto quell'evento del 66 è immaginabile che lo vive un po' con tragicità. Difatti vedevo ieri sera, quando sono arrivati, i volti che erano molto preoccupati. Gli altri, in certo senso, come un po' una novità. Io mi sono visto anche ieri più di qualcuno che non voleva lasciare la casa, nonostante l'ordinanza di anche chiamarli per telefono, far sì che lasciassero la propria abitazione e venissero qui per mettersi al sicuro, anche perché si sa che dopo si complicherebbero i soccorsi, eventuali soccorsi. Ecco, quindi qui adesso c'è un momento, per così dire, di tregua. Tra un po', con l'arrivo del buio, ovviamente abbiamo già visto, sono state preparate le brandine per la notte, c'è una cucina che funziona per fornire dei pasti caldi a queste persone. Alle spalle di Nicola non li inquadriamo, sono minori, ma ci sono tanti ragazzi, tanti bambini che appunto con le loro famiglie hanno trascorso la notte qui. Ci voleva raccontare anche la sua storia la signora Ermellina, una diretta interessata, sfollata e anche reduce del 66, che siamo andati fuori, non siamo andati fuori, siamo rimasti in casa, però questa volta ci hanno praticamente buttato fuori perché noi non volevamo, però adesso dico hanno fatto bene, perché non
pensavamo che fosse stata tutta quest'acqua a venire giù, perché dentro a casa mia c'è acqua, che non è mai stata, e quest'anno c'è l'acqua anche dentro in casa mia, e dentro sono andati a vedere prima proprio perché avevamo ieri senza luce, tutti i congelatori pieni e senza luce, avevamo paura anche che fosse tutto, l'abbiamo lasciato com'era perché siamo venuti fuori alle 9:30, 10 di sera. E adesso sono andati dentro da una parte che si poteva dare con un trattore alto e purtroppo l'acqua c'è. E quindi la sua preoccupazione, signora, com'è? Per quando potrà rientrare nella sua casa? Non bella, perché non so come siano tutte cose che non abbiamo alzato niente, può darsi che sia tutto rovinato, perché se l'acqua è andata dentro l'acqua non rovina. E dopo Dio ci fa alzare le braccia e mettere a posto. Cosa facciamo? Qui è stato un trauma però per me. Questa volta è stato un trauma, perché l'altra volta era un trauma perché ero già incinta in 6 mesi, 7, e ho dovuto andare anche all'ospedale. Però questa volta, dalla paura dell'altra volta, ho avuto proprio... Sono venuta dentro che Don Gianni mi ha chiamato perché non volevamo venire via, e posso ringraziarlo perché è stato lui a chiamarmi, venite, e siamo venuti. E dopo sono venuti fuori anche loro che hanno 1,5 metri di acqua a casa. Un metro e mezzo, quei signori là hanno 1,5 metri di acqua, loro sono meno e hanno paura che trapassi l'argine, e ora è già fuori anche loro. E cosa dobbiamo fare? Insomma, vi preparate a un'altra notte fuori casa? Questa sì, non abbiamo dormito perché è fatica a dormire in lettini questi, comunque un po' di freddo perché le coperte erano poche, ma insomma siamo stati bene. Oggi mi hanno dato a mangiare bene e stasera torniamo a rimanere così. Ecco Ferdinando, allora questa è la situazione, tra un po' come dicevamo con l'arrivo del buio della sera questa sala si riempirà di persone che si preparano a trascorrere ovviamente un'altra nottata. Se ci sono domande da studio? Grazie Marta, ci stanno seguendo attraverso l'app, molto bene. Allora vi faccio vedere un video, se riusciamo, dall'arena. Sono i ragazzi che sono qui nella sala parrocchiale, che stanno seguendo la nostra diretta dalle app. Cosa è successo, signora? Cosa è successo? L'acqua in casa e si è sentita un po'. Perché l'agita? È normale, sono scappati in fretta e in furia, quindi non hanno avuto modo di salvare niente, quindi adesso l'agitazione, anche perché nel 66 mi raccontavano che nella loro zona l'acqua non era entrata in casa, in quanto la Golena non è uniforme, quindi a zone molto più basse ma zone molto più alte, che si sa in queste zone molto più alte normalmente storicamente non ha mai raggiunto l'acqua. Per esempio i signori sono in una zona molto più bassa, già da ieri sera la casa era allagata, e tant'è che in quella zona in cui adesso l'argine sta cedendo. Ma se cede l'argine sappiate che Ponte di Piave è allagato come l'altra volta, che era 2,5 metri d'acqua e noi non ne avevamo più. È quello che si sta cercando di evitare in tutti i modi, l'abbiamo testimoniato prima, ci sono i volontari della protezione civile, l'esercito, i vigili del fuoco stanno mettendo i sacchi di sabbia proprio per evitare questo, che da questi fontanassi che si sono aperti si possano aprire dei varchi per l'acqua che possano in qualche maniera far cedere l'argine. Quindi lo stato d'animo con il quale queste persone stanno affrontando le prossime ore è questo. Marta, io restituirei la linea allo studio. Solo un flash, davvero, ringraziamo chi era con te, abbiamo visto i ragazzi ci stavano seguendo anche attraverso l'app di Antena 3, abbiamo detto dell'evacuazione in via cautelare nella zona di Noventa, ma attenzione, cioè l'argine
tiene in questo momento della notizia più importante. Quello che io volevo domandare a te, vi hanno fatto allontanare gli operatori volontari per questioni di sicurezza dall'Argine adesso, o è stata una vostra scelta anche per venire giustamente a documentare? Allora sì, noi ci siamo allontanati anche perché diciamo che la nostra presenza in qualche maniera ostacolava il transito dei mezzi che stanno portando i sacchi di sabbia. Come hai visto, certo, l'Argine è molto stretto, peraltro in questo momento ha ricominciato a piovigginare, il cielo è plumbeo, per cui gli operatori avevano necessità di fare presto, per cui diciamo hanno transennato l'Argine e interdetto l'accesso anche ai pedoni, perché sostanzialmente può esserci una situazione di pericolosità. Ecco, semplicemente per questo è chiaro che al momento la situazione è più che sotto controllo. Prima abbiamo sentito anche il dottor Signoriello, che è il commissario del comune di Ponte di Piave, perché lo ricordiamo è un comune commissariato dopo la caduta della giunta leghista, il quale ci ha confermato che la situazione è sotto controllo, fortunatamente. Si spera quindi che la piena stia lentamente defluendo e che sia possibile in qualche maniera decretare una fine di questa emergenza, che per il momento però ancora non si sa quando potrà essere decretata, tant'è che hai sentito appunto da parte di queste persone ci si prepara a trascorrere un'altra notte fuori casa. Grazie Marta Marangoni, Nicola Marcato. Confermiamo quanto ci ha detto anche il sindaco di San Donà di Piave in diretta ormai mezz'ora fa a Cereser. La situazione di difficoltà è a Romanziol, dove appunto stanno evacuando, c'è emergenza e sappiamo che hanno anche evacuato in via precauzionale l'outlet di Noventa di Piave. Le due cose che Cereser ci ha riferito del comune a fianco. Vediamo se possiamo trasmettere poi queste immagini. Vi faccio vedere il famoso tunnel, la galleria che dall'Adige, eccole qua, queste sono le immagini dell'outlet, grazie Roberto, Italo, le immagini di Francesco Ceron dell'outlet svuotato in mezz'ora, c'erano 3.000-4.000 persone, più i dipendenti ovviamente, e nell'arco di mezz'ora è stato evacuato per questioni di sicurezza. Molto importante, macchina efficientissima, e questo è stato davvero importante. Cioè, immaginate l'outlet al lavoro a Noventa di Piave, è stato deciso di chiuderlo in via precauzionale proprio per non far correre alcun rischio ipotetico a quanti erano in quella zona per lo shopping nelle ore pomeridiane di oggi, chiuso poco più di mezz'ora fa. Allora, la galleria Mori Torbole che porta dall'Adige a sfogarsi all'interno del lago di Garda, sono le immagini di questa notte, altre ce ne sono di questa mattina, ma nell'arco di qualche minuto potrebbe essere chiuso, perché non c'è più la necessità, diciamo, di sfogare quest'acqua, tant'è che l'Adige, ve lo faccio vedere, ha una piena davvero impetuosa, copiosa, però sta scendendo. Questi sono i video ancora che ci arrivano da Verona. Ringraziamo i nostri telespettatori che seguono in diretta insieme a noi e ci aggiornano, Giulia Dalcero, ma quindi andiamo a intuito, attendendo di avere notizie ufficiali, potrebbero non essere chiuse le scuole di Verona per la giornata di domani. Chi c'ha il telefono? Tiziana. Allora Tiziana, eccoci, grazie, abbiamo visto il tuo video, avevamo mostrato anche nel corso di questa lunga diretta quelle immagini impressionanti davvero di massa sedico dell'edificio crollato nel Cordevole nella notte. Che cosa ci puoi dire di più di questo? Tu eri sul posto, no? Sei sul posto? Sì. Allora, no, io adesso mi sono spostata per la verità perché lì ci sono problemi seri con i collegamenti telefonici, certo, e quindi non c'è vero. campo. Però lì quello che ho potuto vedere e che vi ho inviato è la colonna di soccorsi che sta arrivando in Agordino. C'è la strada Agordina interrotta e lo sarà, secondo noi e secondo le fonti che abbiamo avvicinato, lo sarà per lunghissimo tempo. E lì questa notte è successo veramente ammasso
Massa di Sedico è successo veramente l'indicibile, un evento di portata è anche forse fuorviante, dire eccezionale, perché lo usiamo tante volte anche a sproposito, no? Questo sembra oramai un modo di dire, non si era mai visto il cordevole gonfio al punto di superare il ponte che è alto più di 20 metri. Il torrente è un torrente che normalmente è un torrente di montagna, è inesistente, scorre tranquillamente lì di sotto, ma evidentemente la pioggia abbondante che ha gonfiato il torrente già dall'Agordino, da Cencenighe poi ad Agordo, si è incanalato nella vallata, ha eroso e ci sono delle anse che stanno destando veramente preoccupazione, perché l'impeto delle acque, soprattutto all'altezza della stazione della forestale a Candaten di Sedico, rischia di erodere anche la strada, e quindi la situazione è veramente complicata. Ed è impressionante e commovente vedere in questo momento le file di colonne mobili dei vigili del fuoco, dell'esercito, delle sezioni degli alpini, dell'ANA, della Lombardia, del Piemonte, delle Marche, dell'Emilia Romagna e naturalmente sono arrivati. Entrano in città in queste ore per portare ognuno la propria dose di solidarietà, si affiancano così ai professionisti, ai volontari, a tutti coloro che sono entrati immediatamente in azione per portare aiuto e conforto a chi in questo momento si trova in estrema difficoltà. A Massa di Sedico questa notte si è temuto che addirittura il cordevole si mangiasse gran parte del paese. Mamma mia, che praticamente sorge, è una situazione veramente drammatica. Ma abbiamo visto solo davvero impressionanti, poi continuiamo a vedere le tue immagini e quella foto lì ancora, davvero impressionante. Ma senti, che cos'era quell'edificio? Si è saputo Sì, no, quella è la sede di una storica impresa edile, oramai chiusa, si chiama Roni. Quegli uffici erano lì ed erano di proprietà evidentemente della famiglia Roni, e l'acqua se li è portati via, cioè è crollato, si è mangiato praticamente le fondamenta ed è caduto come un castello di carte. È impressionante ed è, come dire, sconvolgente vedere che cosa la furia dell'acqua ha fatto proprio in quel posto. È drammatico, Ferdinando. Io ieri sera probabilmente ho detto non abbiamo mai visto, l'abbiamo detto anche oggi sulle rive del Piave a Lambioi. Vi dico che ancora la situazione è molto pericolosa ancora a Lambioi, perché l'acqua continua a scorrere in maniera molto impetuosa e furiosa. È vero, in questo momento il cielo si è rasserenato, però la temperatura, a proposito della temperatura di cui parlavamo ieri sera, si è abbassata notevolmente, perché la neve è arrivata a quota 1.600, 1.700, 1.800 e la vediamo, si intravede tra le nuvole che si stanno alzando, lasciando il posto a questo raggio di sole che probabilmente, se possibile, rende ancora più atroce la devastazione che il maltempo ha lasciato in tutta la provincia di Belluno. Allora, intanto ci dicono anche tutto l'altopiano di Asiago è ancora senza luce, migliaia di alberi caduti, e questa è la segnalazione della zona del Vicentino. Senti Tiziana, d'altronde è stato lo stesso Bottacin, l'assessore alla protezione civile, a dire che la tua provincia, la nostra montagna, il bellunese, è la più colpita, devastata, ha utilizzato questo termine, insomma, ogni volta che ti sposti c'è un'area che ci impressiona sempre di più. Sì, devo dirti che anche in passato che sia proprio una vera e propria devastazione lo dimostra anche quanto è accaduto nel capoluogo, che sembra bombardato. Perché normalmente quando ci sono state queste ondate di maltempo hanno colpito un po' a macchia di leopardo e soprattutto si sono concentrate in alta montagna, nel Cadore, nell'Ampezzano, a Cortina. Sapete che a Cortina per tutta notte hanno lavorato qualcosa come 8 ruspe sempre per cercare di sviaiare il torrente Alberà, il Rio Alberà, che ha
causato l'evacuazione della gente che abita lì nei paraggi. Quindi noi eravamo abituati a convivere, diciamo così, con queste ondate di maltempo, ma il capoluogo sostanzialmente era stato sempre risparmiato, non aveva mai dovuto fare i conti con le ripercussioni di un'alluvione, sì, qualche allagamento discantinato, eccetera, però non si era andati molto oltre. Quello invece che è accaduto tra domenica e questa mattina ha davvero dell'impressionante. Sì. Allora capiamo che tutto quello che c'è attorno a noi è, se possibile, evidentemente ancora più grande, ma già quello che noi stiamo vivendo in città è desolante, cioè una desolazione. Poi quello che fa impressione, ancora una volta ve lo voglio dire, è anche il silenzio. Esatto, perché sì. c'è moltissimo silenzio, è vero, le persone sono state rispettose, magari non tutte, perché ci sono sempre i curiosi che vogliono scattarsi i selfie Certo. a bordo piano, sono cose che oramai, alle quali i social purtroppo ci hanno abituato. Sì. È anche vero però che fortunatamente per la prima volta, per esempio, i social sono stati utilizzati nella maniera più corretta possibile. Credo che il sindaco di Belluno ne sia buon testimone, perché tutti i cittadini dal primo all'ultimo si sono messi proprio a servizio della cittadinanza e delle istituzioni, dando dimostrazione anche di una grande maturità. Condividere le notizie ufficiali, no? Quindi anche i post del sindaco. Certo. Allora Tiziana, adesso che zona, dove ti sposti? Che cosa... Adesso io conto di tornare nel Feltrino, perché dobbiamo andare a vedere che cosa sta accadendo dopo la devastante tromba d'aria di ieri. Ci dovete dare il tempo di raggiungere, però sempre, perché come dicevo, forse dicevo a voi poco fa, comunque la circolazione è sovente interrotta dalle macchine operatrici che stanno cercando di ripulire i fossati, che stanno togliendo gli alberi dalle strade, che stanno comunque pulendo i fossi dall'acqua, e quindi ci sono Guarda Tiziana, molte Bottacin ha parlato di Villaga di Feltre, una zona particolarmente devastata, con molte case scoperchiate, una forse quasi distrutta, però questo ovviamente è nel... Villaga di Feltre, vi faccio capire, Villaga di Feltre nella zona di Anzù è praticamente verso sud, quella che conduce direttamente sulla Feltrina, la strada che poi arriva a Quero e poi conduce in provincia di Treviso, da lì a Pederoba. Perfetto, grazie Tiziana, ci risentiamo appena ai aggiornamenti, grazie e buon lavoro. Certo. Grazie a voi. Tiziana Bolognani, l'avete sentita, dunque poi, allora questa poi è l'immagine, Italo Roberto, la facciamo vedere ancora perché è davvero impressionante, del luogo dal quale ci stava parlando Tiziana Bolognani, che è appunto il crollo di questa, che era la sede storica e ormai, a quanto abbiamo capito, non più utilizzata, di un'azienda dell'edilizia locale, e che nella notte è stata di questa struttura è stata mangiata, sono state mangiate le fondamenta e piano piano tirata a sé dal cordevole, che quindi ha distrutto l'edificio. Guardate il fango, i detriti, e questo è quanto appunto stiamo raccontando in queste ore. E sono immagini impressionanti. C'era un'altra cosa, l'outlet lo abbiamo mostrato, ancora 90 di Piave. Ora vediamo se ci sono altri video, perché ne sono arrivati tantissimi, purtroppo è un po' che non li facciamo vedere, quindi figuratevi. Provincia di Vicenza, scuole chiuse domani, qua io immagino anche qui non vi siano più emergenze, perché si sta riducendo da questo punto di vista, se non appunto nei comuni ancora più montani. Questo il Piave, tra Ponte di Piave e Salgareda. Ecco, Ponte di Piave è il momento in cui adesso stiamo vivendo l'emergenza, 90 di Piave, insomma, quindi pochi aggiornamenti se non l'attesa di questo momento, tutti a guardare il Piave sino a quando il colmo di piena non sarà passato. Allora, che cos'è questo che vedo? Roberto, mi puoi aiutare? Un'intervista?
il sindaco di Piazzola, perché sapete nel Padovano, eccolo qua, grazie Italo, nel Padovano appunto ieri vi abbiamo raccontato in diretta di alcuni sfollati che nella serata di ieri, alcune famiglie per le quali si è deciso la messa in sicurezza. Vediamo il sindaco di Piazzola sul Brenta. Allora, sindaco, mezzogiorno l'ora X, poi emergenza finita. Diciamo di sì, sappiamo a mezzogiorno abbiamo l'ultimo rilievo e poi vediamo cosa ci dicono. Sappiamo che fra l'1 e il 2 sono previste ulteriori precipitazioni, quindi fino a che il centro di coordinamento di sicurezza della prefettura non mi dà l'ordine, per noi la COC, la centrale operativa, è aperta. Ecco, è stato anche un test, alla fine il bilancio è positivo di questa lunga gestione di preallerta e allerta sul territorio. Sì, per noi sicuramente, insomma, Piazzola si è dotata di un piano di protezione civile l'anno scorso, l'abbiamo messo in atto proprio di fronte a questa situazione ed ha funzionato, quindi siamo soddisfatti. Chiaro che tu li fai pensando che non ti debbano servire, ma poi devi anche testarli effettivamente per vedere se sono efficaci o se sono migliorabili, e secondo me possiamo ancora migliorarlo. Una quindicina di persone hanno trascorso la notte in Filanda. Sì, alcuni addirittura erano reduci dall'alluvione del 66 e quindi avevano i ricordi di quel momento, una quindicina di persone, perché noi non abbiamo appunto fatto ordinanze coattive, ma abbiamo allertato i residenti e chiaramente li abbiamo supportati quando volevano o pensavano di essere a rischio e quindi di passare la serata con noi. Soprattutto con quelli non autosufficienti la gestione della sicurezza ha funzionato molto bene. Ecco, anche gli argini hanno tenuto. Gli argini hanno tenuto, secondo me i lavori che sono stati fatti negli ultimi tempi sono stati proficui. Noi anche qui a Piazzola siamo intervenuti sulla rete idraulica fin dal 2014 e zone che abitualmente anche con un piovasco andavano sott'acqua hanno tenuto benissimo. C'è questa polemica su chiusura delle scuole, troppo rumore per nulla. Da sindaco cosa si sente di dire non solo ai suoi cittadini ma anche a chi ci ascolta? Io credo che dobbiamo tutti abituarci che quando c'è una situazione di emergenza dobbiamo ridurre al massimo il livello di rischio e quindi se si fanno delle valutazioni vanno rispettate e si chiudono le scuole se serve, non ci deve essere nessun problema. È chiaro che ci possono essere dei disagi, ma potrebbero essercene di ben maggiori se succede qualcosa ai ragazzi. Torniamo in diretta, allora vi faccio vedere Vittorio Scarabello, un altro video, zona di Chioggia, lo faccio ripartire, guardate, questo è uno dei rischi per esempio più frequenti perché è chiaro che i fiumi poi in piena portano con sé molti detriti e questo è il possibile rischio, no? Che allo stesso tempo tirino con sé una parte. Come Ceron? E guardate queste immagini, adesso cerchiamo di avere conferma di questo video anche perché è piuttosto eclatante ovviamente, quindi prima di circostanziarlo e di capire se davvero riguarda la zona detta, no, è una parte di una passerella come vedete, però vabbè è un po' forte quindi cerchiamo di verificarlo. Molti ci chiedono Ponte di Piave cosa succede, se possiamo aggiornare. Allora il nostro Francesco Ceron che era andato a fare le immagini a 90 di Piave, là dove hanno evacuato. Francesco, ti hanno bloccato adesso? Sì, allora adesso io sto cercando di raggiungere Romanziol, dove pare ci sia l'emergenza più forte perché l'argine del Piave non ha ceduto, però insomma è sorvegliato speciale perché esatto. Il livello è al limite. Ce l'ha detto anche il sindaco di San Donato, Reser, no? Lì probabilmente si sta decidendo un'evacuazione come fatto a 90 di Piave per l'outlet. Sì, esatto, infatti prima ho sentito il sindaco che ovviamente dato il momento era a dir poco indaffarato e mi ha ventilato l'ipotesi ancora mezz'ora fa di una possibile evacuazione di Romanziol che al momento potrebbe già essere in corso. È vero, Luigi? Però al momento tutte le strade sono chiuse, ci sono carabinieri in rinforzo, insomma delle forze. Cioè spiegaci tu da dove, dunque, tu ti stavi spostando da 90, giusto? Io da 90 stavo diciamo rientrando percorrendo la strada dell'Argine San Marco da 90 a Ponte di Piave, sulla sinistra a Piave, che però è stata chiusa. Prima, quando l'ho fatta nel senso opposto, il livello era molto alto del fiume, con tutte le case in golena
di molto sotto acqua. Certo, e quindi ora sei rimasto bloccato? Io sì, allora adesso al momento il mio tentativo è quello di andare a verificare che cosa sta succedendo qui a Romanziol. L'emergenza c'è anche in centro, proprio a Noventa di Piave, dove lungo l'argine, proprio a 100 metri dalla chiesa, dove c'è una paratia a stagna, è sotto controllo, l'hanno rinforzato con sacchi di sabbia e altre strutture, e si vede proprio l'acqua che fuoriesce in un modo ancora accettabile, però insomma la tensione al momento è molto alta. Certo. Allora, grazie Francesco, buon lavoro. Era il nostro Francesco Ceron. Vi faccio vedere Sandona di Piave, ancora il Piave, in un video appena ricevuto da una nostra telespettatrice. Come vedete sono ancora lì a monitorare, a attendere il passaggio della piena, l'acqua molto vicina. Vediamo se adesso qui, come vedete, inquadra anche l'altro lato del ponte, e sono tante persone, a dire il vero, lì ancora la struttura è aperta da questo video, quindi Valentina Perussato ce lo invia e adesso ci dice, questo è Eraclea, invece questo è Eraclea, altro video. Ovviamente Eraclea che attende praticamente per ultima insieme a Jesolo l'arrivo della piena del Piave, come abbiamo detto, insieme al sindaco Cereser in diretta. Ecco, così abbiamo risposto in qualche maniera anche ad Alessia Favaro, che ci chiedeva come siamo con Ponte di Piave. In realtà la zona non è proprio quella, ma insomma c'è difficoltà, come ci ha raccontato ora Francesco Ceron. Allora, mi fate sapere quando, Italo, possiamo riascoltare una parte anche dell'intervento di Luca Zaia, che era importante, della conferenza stampa di oggi, per poi aggiornare, cercare di capire davvero se a Romanziol, dove si sta recando Francesco Ceron, è in corso l'evacuazione, perché è importante rispondere. Sentiamo Luca Zaia oggi al termine del vertice con la protezione civile e il capo nazionale della protezione civile, che è arrivato qua, Borrelli, proprio per visitare i luoghi e avere il punto della situazione. Guardi, nel 2010 ci hanno preso di contropiede perché noi ci eravamo appena insediati, forse un paio di mesi che eravamo, in 2 o 3 mesi che eravamo insediati, quindi io non sapevo nulla di alluvioni e di tutte queste robe. Abbiamo capito come bisogna fare, però, abbiamo capito che le previsioni sono fondamentali. Vi ricordo che noi già lunedì chiedevamo di chiudere le scuole, attivavamo la protezione civile nazionale anche quando c'era qualcuno che diceva che stavamo esagerando. Dall'altro poi le opere, 411 milioni di euro di opere che abbiamo portato avanti in questi 8 anni hanno fatto la differenza. Lei ha detto teniamo alta l'attenzione perché comunque le piogge non sono finite, ce ne saranno nei prossimi giorni. Il potere di assorbimento del terreno è zero, quindi la pioggia che cadeva lunedì, martedì, all'inizio veniva assorbita dal terreno. Per noi il Veneto è ancora in allerta, continuiamo a seguire l'attenzione e l'unità di crisi con l'assessore Bottacin verrà chiusa. Io ho fatto il decreto di apertura e farò il decreto di chiusura quando ci sarà il sole che splende e arriverà il freddo. Allora, diciamo il freddo, quindi lo segnalava anche poco fa Tiziana Molognani in collegamento da noi dalla zona del Bellunese, Sedico poi in particolar modo, là dove appunto è crollato quell'edificio nel Cordevole e la neve, la vista è caduta sopra quota 1006 almeno. Intanto siamo al telefono con Federico Fusetti, che invece è sulle montagne del Vicentino, Asiago, Roana. Dove sei, Federico? Sì, buongiorno Ferdinando, buongiorno ai telespettatori. Ero pochi minuti fa a Roana, ora ad Asiago, quindi insomma all'altopiano. Il punto della situazione qui è: non ci sono feriti, non ci sono dispersi, non ci sono danni gravi agli edifici, ma ci sono migliaia di alberi caduti e soprattutto circa 13-14 mila famiglie senza energia elettrica da ieri sera, e questo è il disagio maggiore. Sono infatti cadendo gli alberi, sono crollati anche i tralicci dell'alta e della media tensione, quindi non arriva più energia elettrica sull'altopiano. Stanno lavorando ovviamente da ieri sera. Adesso ci diceva l'assessore Sella di Asiago che forse alle 21, quindi forse alle 9 di questa sera,
tornerà l'energia elettrica, ma non è assolutamente detto. Quindi il paesaggio, tra l'altro, in centro ad Asiago è abbastanza particolare, perché c'è il cielo sereno. Parlavate di freddo, sì, c'è un po' più di freddo, ma devo dire che la temperatura non è che sia così bassa, c'è ancora piuttosto caldo, e soprattutto ci sono tutti i negozi, bar, ristoranti, tutto chiuso, perché non avendo l'energia elettrica sono in difficoltà. Sentivamo parlare di frigoriferi ovviamente in crisi. L'unico edificio che ha l'energia elettrica, perché ha un gruppo elettrogeno e ha anche la linea internet che ovviamente serve per le comunicazioni di emergenza, è il comune, il municipio. Per il resto, dicevo, 13.000 famiglie senza energia elettrica, quindi insomma immaginate i disagi, e questo da ieri sera. Oltre alle migliaia di alberi caduti, alberi che hanno bloccato quasi tutte le strade di accesso ad Asiago, però già in mattinata erano state liberate tutte le strade, tranne insomma quelle che portano proprio all'interno dei boschi. Un pullman con dei ragazzi a bordo è rimasto bloccato dagli alberi caduti lungo la strada che da Cesuna va a Canove, però poi è stata liberata anche quella. Quindi insomma ci risulta che non ci siano più strade bloccate, ma i disagi, come vi ho detto, sono enormi. Grazie. Ci sono 15 squadre, di vigili del fuoco composte da 5 uomini luna, quindi parliamo di 75 vigili del fuoco di Lonigo e Schio, che sono arrivati in supporto e che sono ovviamente al lavoro da ieri sera insieme a Protezione Civile, eccetera eccetera. Senti, neve non ne hai vista in quelle zone, giusto? Neve non ne abbiamo vista, un po' in lontananza sopra Asiago, sì, adesso però io non ti so dire nemmeno quale sia il monte precisamente, certo. Però una spolverata sì l'abbiamo vista, l'avete vista abbastanza in alto, okay. Ma nulla nella zona dell'altopiano, assolutamente nulla. Grazie, buon lavoro Federico Fusetti, grazie. A voi. Possiamo rivedere, Roberto, Italo, possiamo rivedere questo video? In effetti non l'abbiamo sottolineato abbastanza. Che zona è questa? Perché poi è un esempio di tutto quello che è accaduto in queste ore, cioè un traliccio a Bassano, ecco, così come è accaduto nel Bellunese, cioè figuratevi, cadono i tralicci, ha detto Bottacin oggi, i tralicci, cioè i pali della luce, ecco, e figuratevi cosa può succedere degli alberi, no? E quindi questo è un esempio molto chiaro di che cosa significa un evento devastante come quello che abbiamo vissuto in queste ore in Veneto. Allora, c'è una novità ed è importante. Allora, intanto, per seguire meglio quello che accade, ci stiamo spostando a Feltre. Avete sentito con Tiziana Bolognani, che sarà poi affiancata da Nicola Marcato per mostrarvi in diretta le immagini ancora nel corso del nostro pomeriggio di quella zona che è impressionante negli effetti del maltempo. In tutto il territorio del comune di San Biagio di Callalta, per la giornata di domani, mercoledì 31 ottobre 2018, le scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado resteranno chiuse per motivi di sicurezza. È una comunicazione del sindaco di San Biagio di Callalta, Alberto Cappelletto, e questo è importante perché non era scontato, visto che nel resto della provincia le scuole rimangono invece aperte. E quindi lo chiediamo poi ai nostri colleghi. La prefettura aveva disposto con decreto del 28, visti gli avvisi con i quali è stato dichiarato, visto le condizioni meteorologiche, considerato anche i mezzi di trasporto pubblico e quelli scolastici non possono circolare, le scuole del territorio comunale, statali e paritarie rimangono chiuse mercoledì 31, e questo è appunto il comune di San Biagio di Callalta, ve lo confermo. Quindi c'è necessità di una piena operatività anche in comune di San Biagio di Callalta. Domani le scuole resteranno chiuse e queste è importante. Do una comunicazione di servizio, non chiedetemi in quale modo perché non sono certo io, ma uno dei modi per ricevere immagini da Bassano del Grappa. Mi segnalano
l'idea che abbiamo avuto ieri, abbiamo utilizzato per mandare in onda in diretta il ponte di Bassano, quindi nel momento in cui sta vivendo la piena, resterà chiuso, lo sapete, ancora per tutto oggi. Provate a vedere lo scambio con Bassano del Grappa, se riusciamo a mandare in onda dovreste avere sempre in diretta quelle immagini. Questo il video adesso che abbiamo mostrato poco fa non riguarda noi, ricorderete quel passerella che crolla e per fortuna abbiamo verificato, e non riguarda la nostra area, ma per esempio la Lombardia, dove appunto si è vissuto il crollo anche di quella passerella. Sono immagini impressionanti, però per fortuna non è Chioggia, come dicevamo poco fa nel video che ci ha segnato Vittorio, che poi ci ha spiegato appunto come non riguardi Chioggia. Questo è importante. Allora Mattia ci chiede: Callegari, sono chiuse le scuole a Conegliano, cioè domani? Dal profilo Mattia è anche molto giovane, quindi è un diretto interessato, ma Mattia, a quel che sappiamo fino a questo momento le scuole della provincia di Treviso sono aperte nella giornata di domani, a parte appunto il comune di San Biagio di Callalta, dove invece le scuole, adesso il sindaco Cappelletto ha deciso di tenere chiuse le scuole perché c'è l'esigenza dell'intervento. Cosa dice l'ordinanza del prefetto? Nicola, non ho capito, poi me lo devi spiegare perché adesso ho bisogno di notizie, e quindi vediamo non queste immagini che stavamo trasmettendo, ma dal sistema nostro di scambio con Bassano. Vi chiedo di aiutarmi, c'è il ponte di Bassano in diretta, quindi dalla nostra telecamera fissa, dalla giornata di ieri. Cerchiamo di trasmetterlo anche noi, appena avete news fatemelo sapere. Allora, argine tra Salgareda e Romanziol. Federica immagino ci stia per inviare un video, perché intanto ci anticipa questo. Michela Tabarini da dove ci scrive: casa mia la situazione a Verona, immagino sia area golenale dell'Adige. Guardate, un video è troppo breve, ma Michela lo facciamo vedere. Niente, eccolo qua, via subito. Eccolo qua, l'area di casa di Michela. Questo è con l'acqua di fatto, lo vedete alla porta di casa, ma appunto la piena dell'Adige sta passando con sufficiente tranquillità per la città di Verona e non solo, tant'è che si pensa di chiudere la galleria che sversa in questo momento ingenti quantitativi di acqua nel lago di Garda. Salgareda, vediamo se a Salgareda è vero che le scuole resteranno chiuse domani, dobbiamo verificare. Allora, ecco qua, sospensione dell'attività didattica nelle scuole dei comuni di Eraclea, questo l'abbiamo già detto. Vediamo una verifica, lo chiedo alla redazione a Salgareda. Ok, allora Zaia e Bottacin al termine della conferenza stampa di oggi. Vediamo di riascoltarli, anche perché è importante, soprattutto quando il governatore ricorda quelle che sono le opere fatte in questi anni, e che benché sia caduta molta più acqua rispetto al 2018 e sia stato un record dagli indici pluviometrici degli ultimi 100 anni, continuano a segnalare scuole chiuse a Salgareda. Vediamo di verificare, lo chiedo alla redazione se potete aiutarci. Zaia ricorda appunto tutto quello che è stato fatto in questi anni, e che appunto, a differenza del 66, quando l'acqua diluviava, arrivava e poteva andare ovunque, c'è stato un lavoro ovviamente in questi decenni importante, ma fondamentale quello dal 2010 in poi, che benché sia caduta più acqua, appunto ha consentito di convogliarla in maniera corretta. Sentiamo Zaia Bottacin.
bilancio pesante, centinaia di milioni di euro di danni, un morto, 2 dispersi, il Veneto è passato con pesanti danni, questo è andato di maltempo e non è ancora finito. Sì, appunto direi più che a passato stiamo passando, grazie al lavoro dell'assessore Bottacinca qui con me che ha coordinato magistralmente questa squadra efficiente di uomini e donne in gamba che hanno saputo fin dalle previsioni meteo e dai modelli matematici che hanno elaborato dimostrarci in tempi non sospetti e all'asciutto che sarebbe arrivata la tempesta perfetta come l'ho definita io. Bellunese è la zona più martoriata, però ci diceva lo stato di calamità vale per tutta la regione. È stato lo stato di calamità per tutta la regione perché è stato dappertutto, però Bellunese è sostanzialmente devastato. Ieri sera dopo la grande volta di vento e di acqua abbiamo avuto era totalmente isolato, cioè il Bellunese è totalmente isolato, impraticabile, quindi danni che andremo a quantificare, quindi l'appello che faccio a tutti i cittadini raccogliere più materiale fotografico che hanno e portarlo ai loro sindaci e ovviamente la conta dei danni la si fa anche se in maniera informale all'inizio, in maniera tale che il sindaco mi porti una pratica poi che abbia un conto comunale. L'esperienza del 2010 comunque è sapere perché bisogna andare in peggio se fosse investito Guardi, nel 2010 ci hanno preso di contropiede perché noi ci eravamo appena insediati, forse un paio di mesi che eravamo, in 2 o 3 mesi che eravamo insediati, quindi io non sapevo nulla di alluvioni e di tutte queste robe. Abbiamo capito come bisogna fare però, abbiamo capito che le previsioni sono fondamentali. Vi ricordo che noi già lunedì chiedevamo di chiudere la scuola e attivavamo la protezione civile nazionale anche quando c'era qualcuno che diceva che stavamo esagerando. Dall'altro poi le opere. 411 milioni di euro di opere che abbiamo portato avanti in questi 8 anni hanno fatto la differenza. Qualcuno potrà dire, vabbè, ma cosa hanno fatto? Vi dico solo che nel 2010 ha piovuto di meno, c'è stata meno pressione del vento atmosferico e abbiamo avuto 32 fondamenti arginali, gli argini si rompevano, sembravano di crema, non più di solidi. E in questa invece ondata di maltempo, più pioggia, più pressione dell'evento atmosferico, nessuna rottura arginale. Ecco, lei ha detto teniamo alta l'attenzione perché comunque le piogge non sono finite, ce ne saranno nei prossimi giorni. Ci saranno e soprattutto non saranno magari in visto e considerato che ormai il potere di imbibizione, il potere di assorbimento del terreno è zero. Quindi la pioggia che cadeva lunedì, martedì, all'inizio veniva assorbita dal terreno. La pioggia che cadrà giovedì per noi il Veneto è ancora in allerta, continuiamo a seguire l'attenzione e l'unità di crisi con l'assessore Bottacin verrà chiusa. Io ho fatto il decreto di apertura e farò il decreto di chiusura quando ci sarà il sole che splende e arriverà il freddo. Vogliamo salutare i colleghi che stanno qua in sala, pushare qualcuno, poi vogliamo salutare in sala. Siamo? Oggi prepariamo la giornata del 30 e del 40. Assolutamente sì, tutti i fiumi principali sono monitorati fin dalle prime ore perché ovviamente sapevamo che l'evento era particolarmente intenso, quindi c'è stato lo spiegamento delle forze sia regionali che della protezione civile e quindi tutti i fiumi vengono costantemente monitorati perché l'evento e i colmi di piena ancora non sono totalmente transitati. Ecco, quali sono i fiumi che creano maggiore preoccupazione? Ma abbiamo avuto grossa preoccupazione sull'Adige, abbiamo grossa preoccupazione sul Piave, ma anche tutti gli altri sono stati monitorati. Grande situazione allarmante nel Bellunese, se ne parla poco, ma è apocalittico quasi. Allora,
provincia di Belluno è devastata, gran parte dei cittadini bellunesi dopo quasi 24 ore non hanno ancora la corrente elettrica. Questa mattina all'ospedale di Agordo stava finendo il gasolio del gruppo elettrogeno ed era irraggiungibile, quindi con tutto quello che potete immaginare è un esempio per dirvi qual è la situazione in provincia di Belluno e quanto drammatica sia. Quante sono le forze sul campo in questo momento? Le forze sul campo, nella sola provincia di Belluno stiamo parlando di più di 1500 persone. C'è anche l'esercito, il Genio è partito ieri sera su richiesta che abbiamo fatto al Dipartimento della Protezione Civile ed è arrivata questa notte ed è stato dirottato sulla Gordina. La colonna mobile regionale della Lombardia è stata dirottata nel Comelico e la colonna mobile regionale dell'Emilia Romagna nel Feltrino. Ovviamente poi ci sono tutti i nostri volontari, quelli del Veneto. Cosa ci si deve aspettare nelle prossime ore e poi anche nei prossimi giorni? Ma adesso ci sarà qualche ora di tregua e poi ci saranno ancora piogge, sono stimati 100 mm per la giornata di giovedì, sono pochi in assoluto, però considerando la situazione che c'è soprattutto nel bellunese siamo preoccupati.